Il 19 luglio 2013 si è celebrata all'ambasciata italiana la fondazione del Focolare Furlan di Tokyo. Grazie al segretario Ottaviano Cristofoli vi mostriamo le immagini dell'evento. Il 19 luglio del 2013 si è celebrata presso l'ambasciata italiana in Giappone la fondazione del Focolare Furlan di Tokyo. Hanno partecipato il presidente Flavio Parisi, il segretario Ottaviano Cristofoli, il presidente emerito professor Shini Yamamoto per l'ambasciata, il segretario politico nativo di Udine Sergio Monti e in rappresentanza Daniele Bosio. Il presidente Flavio Parisi nel discorso introduttivo ha rimarcato le similitudini tra il popolo friulano e giapponese e si è detto certo che tutti i corregionali che si sentono a casa in Giappone da oggi avranno nuove occasioni per incontrarsi, per scambiare idee ed esperienze e per irradiare la conoscenza della cultura friulana in terra nipponica. Il presidente onorario, professor Yamamoto, nel saluto tenutosi in lingua friulana, ha auspicato che sempre più giovani giapponesi si avvicinino allo studio della lingua friulana e che l'amicizia tra i due popoli si approfondisca e si estenda grazie anche alle attività del neonato Focolare. Hanno preso parte alla celebrazione anche i friulani residenti nella capitale giapponese, tra cui figurano imprenditori, ricercatori e musicisti, oltre ad un discreto numero di giapponesi già interessati alla nostra regione. È possibile in ogni caso seguire le attività del Focolare sulla pagina Facebook a questo sito www.facebook.com/Focolare Furlan di Tokyo. Ed ora anche il discorso, ascoltiamo l'intervento del professor Yamamoto nel suo saluto in lingua friulana. Una regione avonde piccole dal punto di vista geografico, mandant pur i suoi figli sparduti di questo globo e ha dato la testimonianza di tant gran qual è il mondo. In Friuli si declara presente anche in questo arcipelago dall'estremo oriente mediante dai furlans che sono stati e a lavorare chienti. E mi auguri che il Focolare Furlan diventi momenti di chiatarsi insieme per purtroppo iniziative. Sono veramente commosso di vedere nascere questo Focolare, soprattutto in un paese che è diventato molto amico dell'Italia, amico culturalmente e amico anche per i rapporti internazionali ed economici.